Se la massa delle rocce che costituiscono le Dolomiti si è depositata durante il Triassico, la loro storia deposizionale non finisce con il Triassico, va avanti un pochino nel Giurassico e entra addirittura nel Cretacico. Però queste rocce, evidentemente le più recenti, stavano più in alto quando le Dolomiti dal fondo del mare hanno incominciato a diventare montagne, sono state quelle che sono state erose più rapidamente. Quindi abbiamo tanto Trias, un po' di Giurassico, pochissimo Cretacico. Però questo Cretacico è estremamente interessante per quanto riguarda i fossili, perché come possiamo vedere in questa vetrina abbiamo delle ammoniti molto interessanti, delle ammoniti che sono un po' diverse da quelle che siamo stati abituati a vedere nel Triassico e nel Giurassico, che sono normalmente plani spirali. Queste sono ammoniti che vengono dette eteromorfe perché hanno delle forme molto particolari e sono tipiche, anche se non esclusive, del Cretacico. E questo tipo di ammonoidi, di ammoniti che abbiamo qui, soprattutto al Puez, in Italia ci sono sostanzialmente solo qui. Sono molto belle, sono conservate anche molto bene, potevano essere molto grosse, come vediamo da alcuni frammenti, quindi potevano essere ammoniti anche di 1 metro di dimensioni. Vivevano in un mare verosimilmente poco profondo, perché gli specialisti dicono che con queste forme non potevano essere dei buoni nuotatori. Quindi vivevano nella massa d'acqua, ma probabilmente nei pressi del fondo. E con questi fossili praticamente si chiude la storia delle Dolomiti come deposizione di roccia. Da lì in avanti, in realtà ci vorranno ancora un bel po' di milioni di anni, quest'area di mare incomincerà l'ultima storia che dura gli ultimi 100 milioni d'anni, cioè da un fondale marino alle meravigliose montagne che vediamo oggi.